Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Il calare del sole è il messaggio di una serata magica che anticipa il trittico finale dell'Oberliga, l'eccellenza del Trentino Alto Adige, 270 minuti di fuochi d'artificio, buona visione dal rettangolo di Levico Terme sulle sponde del lago dove si fa sentire la brezza serale. Il Levico capolista dell'Oberliga è un'autentica macchina mangiapunti, ma i gialloblu di Claudio Restelli contro le dirette rivali in corsa per la Serie D, l'Obermais Altamaia Merano e St. Georgen di Patrizio Morini, non l'hanno mai spuntata. Sono due pareggi incamerati dai padroni di casa. Voltasio e compagni hanno impattato per 1-1 contro l'Obermais di Luca Lomi e lo 0-0 diviso contro i biancorossi a Brunico. Le curiosità del campo: 3 sono i giocatori veneto di questa partita, sfida primato. Sono Brian Crivaro, autore di 4 gol, ex Liventina settore giovanile, Entella, Dro, Union Feltre e Porto Mansuè. Il centrocampista Castellan per 4 stagioni all'Adriese e Fatimir Sakayeva, cannoniere principe del torneo con 5 reti. Sakayeva, ricordiamo, ex Pordenone Sacilire Treviso, Porto Gruaro, Opitergina, Arcella e Porto Mansuè. Dalla stagione 2020-2021 in forza al Levico, tuttora imbattuto. Il St. Georgen per contro si è macchiato di una sola sconfitta nella gara di andata a Merano contro l'Obermais che affronterà domenica tra 4 giorni tra le mura domestiche. La tradizione passata ricorda uno 0-0 qui a Levico e la vittoria per 1-2 del St. Georgen datata 27 gennaio 2019 con i gol di Arasser e Orfanello e rete della bandiera del giallo-blu Acquaro. I numeri del torneo danno ampio spazio e risalto alla forza del Levico che domina la classifica dei gol con 21 reti realizzate, 2 il passivo. Cetrangolo, da menzionare la prima parte del portiere di casa che si è messo in luce con 469 minuti di imbattibilità interrotta da Mattias Bacher dell'Obermais. Cetrangolo tuttora è imbattuto da 251 minuti. Il St. Georgen si fa valere con un bottino di 13 gol realizzati, 5 subiti, tutti in trasferta da Negri Bevilacqua. Il bomber dei biancorossi di mister Morini è il centrocampista offensivo Risch con 4 centri. Andiamo a presentare anche la terna di questa caldissima sfida primato. Il direttore di gara è il siciliano Gianluca Livigni della sezione AIA di Palermo. Il primo assistente davanti alle panchine è il signor Raffaele Cozio della sezione AIA di Rovereto. Il secondo assistente è Giuliano Gasperini della sezione AIA di Trento. Le curiosità che riguardano l'arbitro palermitano Livigni: in questa stagione ha arbitrato 4 volte in eccellenza, sono 3 le vittorie di casa e una vittoria esterna ottenuta dall'Accademia Pavese a Settimo Milanese per 3-0. Il momento di attendere le squadre all'ingresso in campo e poi andremo a vedere e scoprire i referti gara dei 2-11. Ed ecco le squadre entrare in campo, precedute dalla terna arbitrale composta da Gianluca Livigni della sezione di Palermo, primo assistente Raffaele Cozio della sezione di Rovereto, secondo assistente signor Giuliano Gasperini della sezione di Trento. Il Levico Terme presenta Cetrangolo tra i pali, Denardi, Ferreira, Voltasio, Stanghellini, Scaglione, Terragrossa, Rinaldo, Acquaro, Sakayeva e Castellan. In panchina Claudio Restelli, il tecnico gialloblu dispone del secondo portiere Bonomi, Vecchio, Libardi, Pezzuti, Ceraso, Francescon, Crivaro, Marco e Forcinella. Risponde St. Georgen che questa sera non dispone del tecnico Patrizio Morini. Tecnico questa sera in panchina è Thomas Risch che presenta Negri Bevilacqua tra i pali, Eichner, Roland Arasser, Lechner, Leo Brugger, Siller, Trecani, Risch, Core, Schwinsackle e Garzia nell'11 di partenza. In panchina il secondo portiere Psessner, Arras, Ferdig, Lorenzi, Pifrader, Lechner, Gasser, Sullman e Priller. Come detto non c'è Patrizio Morini in panchina, un St. Georgen privo di 4 elementi portanti delle formazioni titolare che sono Zimmerhofer, Gabriel Brugger, Consalvo e Simone Arras. Tutto è pronto per il calcio d'inizio di questa attesissima partita Levico Terme contro St. Georgen.
Ha rimesso nel fondo campo di Cetrangolo. Rida!
tutte le volte. Pronto Sakayeva sul dischetto di rigore, l'attaccante dell'ex Piterugina è pronto per battere il penalty del vantaggio, rigore accordato da Livini, sezione di Palermo. Sakayeva dispone il pallone sul dischetto di rigore, una rincorsa di 5-6 metri contro Neri Bevilacqua, portiere del St. Georgen. Calcio di rigore per il Levico. Sakayeva contro Negri. E sbaglia clamorosamente il calcio di rigore Sakayeva, un errore molto grave per l'attaccante del Levico. Partita che rimane sullo 0-0 tra Levico Terme e St. Georgen. La scampata bella di St. Georgen in questa occasione.
Franco. Franco.
Fatmi Sakayeva, 2-0 Levico Terme con il doppio vantaggio dopo i primi 25 minuti di gioco qui a Comunale di Levico contro il St. Georgen. Levico che ha messo un buon vantaggio sulla formazione biancorossa che ora attacca. Leo Brugger, apertura per Eichner, corre in avanti St. Georgen, cerca la giocata dal limite dell'area, non riesce, sbarramento della difesa del Levico e fallo laterale. Tutto all'indietro il Levico Terme con il solo Acquaro all'altezza della linea mediana del campo a difesa di questo 2-0, doppio vantaggio meritato dalla formazione di Claudio Restelli che nei primi 20 minuti ha sciorinato un buon calcio, rapido, grandi attacchi frontali e soprattutto buono l'anticipo dei gialloblu nei confronti di una difesa molto statica, quella del St. Georgen. Caricato Acquaro, si alza in centravanti, ex Trento, ex Acquiterme.
Ostia 10! Acquaro 3-0 Levco Terme sul St. Georgen al 42esimo del primo tempo.
Ma scadere ancora pochissimi secondi, una manciata di secondi prima del fischio dell'arbitro, il signor Livigni, che arriva in questo momento. Levico Terme 3, St. Georgen 0 al termine dei primi 45 minuti in questo match di vertice della Oberliga del Trentino Alto Adige, torneo di eccellenza che vede la capolista avanti con 3 reti di scarto. Ricordiamo Terragrossa, Sakajeva e Acquaro, gli autori dei 3 gol del vantaggio per la formazione di Claudio Restelli, che va a riposo. Riprende la partita, secondo tempo, con il Levico in vantaggio per 3-0. Ricordiamo i marcatori: dopo il gol rigore fallito da Sakajeva, il vantaggio per 1-0 del Levico con Terragrossa, poi il raddoppio da parte di Sakajeva con un gran tiro radente dal limite dell'area, e poi il 3-0 di Acquaro, una gran capocciata di testa che si è infiata sotto la traversa di Negri Bevilacqua. Primo tempo chiuso sul 3-0 da parte dei padroni di casa, mentre il St. George in questo secondo tempo ha votato per 2 avvicendamenti che sono Arasser e Thomas Pifrader, un attaccante esterno per la formazione di Patrizio Morini. Ricordiamo l'arbitro inquadrato in questo momento, Livigni della sezione AIA di Palermo, che ha avuto un gran da fare nella prima frazione di gioco, ammonendo almeno 7 giocatori in campo. Una partita, un derby d'alta classifica molto difficile da dirigere, ma ben amministrato dall'arbitro siciliano. Mentre il St. Georgen tenta di uscire dalla propria metacampo, in avanti il pallone per i biancorossi, cerca spazio oltre la linea mediana l'11 di mister Morini, che perde palla. Ancora il disturbo del Levico Terme, che guadagna campo, ma c'è il fallo laterale, segnalazione dell'assistente e fischio dell'arbitro Livigni. Il solito taglio di Leo Brugger non va a destinazione, riparte Sakajeva, cerca un compagno, scarica all'indietro, ancora Levi con la manovra con Denardi, lato di sinistra, avanza il terzino, perde palla a contrasto, ancora Sakajeva si incunea tra le maglie, serve in avanti Acquaro, vediamo, e fa gol Acquaro, ancora una volta la difesa del St. George distratta, disattenta nell'1 contro 1. Acquaro con il piattone sinistro ha indovinato l'angolino a destra di Negri Bevilacqua per il quarto gol. Poker del Levico Terme nella partita clou della serata, a 3 giornate dal termine, un Levico Terme che ipoteca il campionato. È una pesante mazzata per il St. George, che riparte ora dal settore di centrocampo. 4 gol in poco meno di 50 minuti di gioco. La formazione di Brunico non se lo aspettava. Partita compromessa con il secondo gol, la doppietta di Acquaro, ancora una volta esperto centravanti che ha dimostrato tutta la sua capacità e scaltrezza negli ultimi 20 metri.
Castellan, l'apertura, ancora Sakayeva, contatto, va giù Sakayeva, c'è il fallo in favore del Levico Terme, 3/4 campo, sul pallone il laterale sinistro basso Denardi, si allontana Livigni, l'arbitro che in questo secondo tempo ha sicuramente la possibilità di gestire una partita che si è spenta con il 4-0 siglato da Acquaro. Decimo di gioco del secondo tempo con il Levico Terme che ha blindato il 4-0, una partita che sembrava dover vivere ben altre situazioni, ma il primo tempo è stato fatale al St. George che è rientrato negli spogliatoi con 3 gol al passivo. Rischia ancora il Levico, allontana Negri, palla nella zona di 3/4, ancora il Levico che comanda le operazioni del gioco, subisce fallo. Terragrossa, Livigni, l'arbitro siciliano richiama Thomas Pifrader a una maggiore correttezza nel contrasto, nell'anticipo verso il diretto avversario. Calcio di punizione dalla 3/4 campo. Sempre Sakayeva che cerca il contatto, non lo trova, perde palla, riconquista il St. Georgen. Veronica riesce, palla alleggerita su Lea Brughe che finta il rilancio, poi fa l'apertura su Arasser, ancora Eichner che comanda, Vinschak, il taglio lungo, troppo lungo, e palla che esce dal rettangolo di gioco, mentre le operazioni di cambio continuano dopo l'ingresso di 2 giocatori del St. Georgen. Anche il Levico Terme provvede alla sostituzione di Fatme Sakayeva, esce l'ex attaccante di Pordenone Treviso Sacilese, Porto Mansuè, Porto Guaro, autore del gol della sicurezza, il 2-0, ma ricordiamo Sakayeva ha sbagliato anche il calcio di rigore del possibile 1-0. Ed entra un compagno, un volto nuovo, che è Brian Crivaro. Brian Crivaro, ricordiamo, prodotto della Liventina, passato Lentella Chiavari, poi Dro, Porto Mansuè. Spazio anche per Brian Crivaro, il terzo veneto di questo referto gara presentato dal Levico Terme in questa sfida di vertice contro il St. Georgen.
C'è il palo colpito dal Levico Terme. Palo colpito da Leo Brugger sul calcio d'angolo in favore del Levico Terme, del St. Georgen, che ora deve attendere l'ennesimo cambio della partita con l'avvicendamento ancora nel Levico. Esce Terragrossa ed entra il numero 19. Entra Marco quindi per Terragrossa. Ora Leo Brugger, taglio lunghissimo. Rasser cerca un compagno Rinaldo, ancora manovra e avanza, palla ai piedi a Rasser, compagni non si muovono, il capitano sceglie l'apertura sulla sinistra. Ancora Thomas Pifrade, c'è un fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara, c'è la protesta del St. Georgen, ma riparte velocemente Castellan per il Levico con l'apertura lunghissima per lo scatto di Acquaro, che poi desiste. Alleggerimento di Rasser su Negri Bevilacqua, pallone alzato dal portiere, controllato con leggera fatica dal St. Georgen, che poi rimette in movimento gli avanti di casa. Patti ribatti a centrocampo con un pallone destinato in avanti verso Brisce, che a terra affonda il diretto avversario, il marcatore diretto, e l'arbitro Livigni concede il calcio di punizione all'altezza del vertice dell'area di rigore. Fase difensiva per il Levico, che va a rilento, mentre c'è il fischio dell'arbitro che sollecita la ripresa del gioco. Dal fondo Cetrangolo, imbattuto, ricordiamo imbattuto in casa, e soprattutto in questa partita, ricordiamo, si è presentato con 251 minuti di imbattibilità a Cetrangolo, mentre dalla parte opposta ecco la presa sicura di Negri Bevilacqua, portiere del St. Georgen, battuto per 4 volte in questa serata qui sul lago di Levico, nel test clou che vale una fetta della promozione in Serie D. Ancora Negri Bevilacqua, avanza Eichner, ravvede gli estremi del fallo, se n'era andato Castellan, che poi ha desistito.
avete ascoltato dall'autoparlante, si sta seguendo Italia-Svizzera con la rete di Chiellini, porta in vantaggio la formazione azzurra, mentre attacca ancora il St. George con una manovra bassa operata da Thomas Pifrade, che è costretto alle aggellerie. Palla controllata ancora dal team di Patrizio Morini, non riesce a sviluppare una manovra adeguata e degna di nota la formazione biancorossa, che pasticcia un po' troppo nella fase di costruzione, mentre il gioco è fermo perché c'è ancora un avvicendamento nelle file del St. Georgen. Esce il numero 4 entra Thriller e esce il numero 4. Ecco. Il Frader cerca lo scatto profondo, riesce il tackle, il cross basso, ancora in area St. Georgen, c'è un corpo a corpo, Schwinsackle, palla che esce a centrocampo. C'è un corner, come segnala Divini, l'arbitro palermitano di questa partita, agevolato dal 4-0 del secondo tempo, che ha permesso al Levico Terme di blindare i 3 punti di questo scontro diretto. Intanto Cetrangolo, impegnato di pugno, libera l'area della difesa giallo-blu. Ancora ottimo l'anticipo di Denardi. C'è ancora un'altra munizione. Ennesima munizione di questa partita. Quarta munizione quindi per il St. Georgen. Si riparte da fondo campo con la manovra ad ampio raggio del Levico. Palla a scavalcare la mediana. Va in sovrapposizione Denardi, giocata Veronica per Denardi a favorire l'incursione, ancora Castellan, palla dentro, ribattuta. Rimede Schwinsack, poi c'è un fallo in recupero da parte di Denardi. Scusami se sempre Thomas Pifrade a portare l'avanzata, cerca una conclusione di destro, palla che oltrepassa la trasversale della porta difesa da Cetrangolo, con il portiere di casa che, ricordiamo, nel corso del girone d'andata di questo mini torneo ha avuto modo di porsi all'attenzione con 469 minuti di imbattibilità. Gioca sul velluto ora il Levico Terme. L'offside, mentre c'è ancora un avvicendamento, il richiamo da parte del primo assistente, con l'uscita del numero 11 Castellan ed entra il numero 15
entra quindi al posto di Castellan Pezzuti nelle file del Levico Terme. Claudio Rastelli col passare dei minuti sta operando tutte le sostituzioni possibili per dare respiro alla squadra, che domenica sarà nuovamente impegnata in campionato, la penultima del torneo della Oberliga. Ancora cerca la formazione di casa, palla dentro, attraversa tutta l'area, è andata molto bene per la difesa del St. Georgen. Si gioca il piccolo trotto, ormai St. Georgen ha capito che non c'è più nulla da fare, troppo pesante il passivo qui al comunale di Levico Terme per cercare una rimonta, e forse da questa sera il St. Georgen dà l'addio alle speranze di promozione in Serie D, ricordiamo categoria dove ha militato per 3 volte, una vincendo il campionato, una negli spareggi nazionali e una per aver vinto la Coppa Italia di categoria, Coppa Italia nazionale. Tentativo un po' azzardato da parte di Svinchak, mentre si apre un varco nella difesa del St. Georgen, ancora in avanti Denardi, palla sul mancino, Denardi cerca spazio, chiude molto bene, poi l'11 brunicense, l'arbitro indica la ripresa dal vertice dell'area di porta. Mentre se la prende comodo anche con il poker al passivo Negri Bevilacqua, ma la partita è andata in archivio. C'è l'ennesimo tentativo del St. Georgen di portare avanti l'azione, mentre a centrocampo c'è l'ennesimo avvicendamento. Quindi è uscito Svinchak e il numero 14 che entra. No, basta parlare. Ennesimo cambio, quindi
Nel Levico esce il numero 4 Voltasio, l'esperto Voltasio per il numero 17. Entra in campo Francescon, mentre il gioco è fermo, riparte con il tentativo offensivo del Levico stoppato in fallo laterale. Conclusione da parte del St. George. È subentrato lo scoramento nelle file dei brunicensi dopo il quarto gol di Acquaro dopo pochissimi minuti del secondo tempo. Un 4-0 netto per la formazione giallo-blu, però va ancora ad affondare, lo fa con un proprio giocatore, ma desiste da rincorrere il pallone, quanto c'era un potenziale offside, e quindi permette al St. Georgen di riprendere e ricucire l'azione. Reddig è entrato con il numero 14. Salva con un po' di difficoltà intanto la difesa con Cetrangolo che aveva allontanato corto. Palla che danza in aria, libera Denardi, pallone allungato dalle parti di Leo Brugger che controlla e smista il pallone sulla sinistra. Si va al piccolo trotto, ormai la partita è segnata come abbiamo già anticipato. 4-0 per il Levico Terme, ricordiamo i marcatori: dopo il rigore fallito da Fatmi Sakayeva, il vantaggio di Terragrossa, il raddoppio di Sakayeva con un gran pendente in movimento dai 22 metri, poi il terzo gol di Acquaro, una grandissima capocciata, stacco perentorio e palla sotto la traversa, e poi il 4-0 in avvio di ripresa con ripartenza e un contropiede secco che l'attaccante ha saputo concretizzare insaccando un pallone a uscire con il piattone che ha infilato il cuoio tra palo e portiere. C'è la solita accelerazione palla ai piedi di Thomas Pifrate, palla che indietreggia, recuperata dal Levico, la riperde la formazione di Claudio Restelli. Intanto andiamo a verificare il tempo di gioco di questa ripresa. 31esimo, 15 al termine più recupero, con Leo Brugger che imposta ancora. Fredrik, palla dentro, ancora la difesa del Levico, la meglio, esce con uno scambio stretto, poi c'è una percussione che non va a buon fine da parte del Levico
e il rilancio verso Fredrik è fuori misura da parte del St. George, consegna il pallone ai padroni di casa. Partita chiusa che ormai ha un ritmo da partitella d'allenamento, da amichevole, con Leo Brugger che va l'impostazione ancora per Eichner, palla per Fredrik, avanza il St. Georgen troppo profondo, il pallone dettato dal laterale, ma c'è il recupero della sfera da parte del Levico che rilancia, un solo attaccante a dar disturbo alla fase difensiva della formazione brunicense. E ancora Negri Bevilacqua offre la sponda al compagno in ripiegamento. Brugger azioni slow motion, quelle sviluppate dalla formazione del St. Georgen. C'è ben poca volontà ormai di accelerare, di insistere in questa avanzata dopo il 4-0 pesantissimo confezionato in 50 minuti dal Levico Terme di Claudio Restelli. Ora Thomas Pifrade cerca, c'è un pizzico di volontà in questo attaccante, tra i giocatori più esperti della categoria. Ancora una volta c'è Cetrangolo che ci mette una pezza, leggera la marcatura del Levico Terme in questa occasione, ma Cetrangolo ha dato una testimonianza e dimostrazione di essere molto attento anche davanti a una difesa leggerina. Tanto si provvede a un ennesimo cambio, esce il numero 11 del St. Georgen, quindi è uscito lo spagnolo Garcia e entra il giovane Gasser nelle file del St. Georgen. Ha completato la rotazione dei cambi Patrizio Marini, che oggi non è in panchina, sostituito dal secondo. Qui ci scappa la quinta ammonizione per il St. Georgen. Vediamo cosa decide l'arbitro, che ha il cartellino in mano. Potrebbe scattarci anche un giallo, il giallo per l'8, il numero 8 è espulso, giustamente era stato ammonito nel primo tempo, mentre c'è uno scambio di pareri tra arbitro e assistente. Rinaldo quindi esce, espulso il numero 8 del St. Georgen, Rinaldo. St. Georgen in una serata
decisamente negativa, perde anche un centrocampista di valore come Rinaldo Metronomo, che sicuramente nelle prossime partite che mancano, le due e soprattutto quella di domenica contro l'Obermais, la mezzala destra dei biancorossi non sarà della partita. C'è un'espulsione anche dalla panchina. Tra Alto Atesini e l'arbitro palermitano sicuramente sarà difficile capirsi, anche perché tutti i giocatori del St. Georg non parlano il tedesco e quindi anche per l'arbitro sarà molto difficile intuire le imprecazioni della formazione e della panchina del St. Georgen. Intanto c'è un ennesimo cambio del Levico, esce il numero 2 per il numero 20. No, esce Acquaro, quindi centravanti, autore di 2 reti questa sera. Grande prestazione del centroboa, l'esperto centroboa del Levico. Ed entra Forcinella, un giovane di casa. Ricordiamo che i fuoriquota in questo campionato, in questa Oberliga, sono ammessi un solo fuoriquota, il 2002, quindi 99, 2000, 2001 sono considerati tutti, tra virgolette, over di questa partita. L'under è considerato solamente il 2002. Palla ancora dentro, palla dentro e gran volée che passa sopra Negri Bevilacqua, pallone che supera la traversa e toglie la soddisfazione del gol al Levico Terme, sarebbe stata la cinquina.
Partita che volge all'epilogo, siamo al 43esimo di gioco, c'è un calcio piazzato in favore del Levico Terme che conduce per 4-0 sul pallone Denardi, il mancino, 2 uomini in barriera posizionati da Negri Bevilacqua. Andiamo il calcio piazzato, Denardi sul pallone. Parte invece il tiro diretto, pone i pugni Negri Bevilacqua, Denardi. Pallone al limite dei 16 metri, c'è il retropassaggio, cerca di mantenere palla il Levico Terme, ormai c'è un Torello all'altezza della linea mediana, non vuole correre rischi il Levico che ricordiamo se portasse a compimento anche questa partita Cetrangolo alimenterebbe il suo personale attuale a 341 minuti. Non ha fretta il portiere del St. Georgen. È irregolare la ripresa del gioco segnalata da Livigni, direttore di gara molto attento anche in questa circostanza, non farsi scappare nulla, un direttore di gara che è in odore di promozione nella Candy. Quinta direzione nel torneo di eccellenza e con questo risultato di Levico sono 4 le vittorie di casa e una vittoria dell'Accademia Pavese per 3-0 al settimo milanese. Vediamo poi il recupero che sta abbondante, non ha dato l'ok per la ripresa del gioco, invece la segnalazione è di solamente 3 minuti, quindi considerata la situazione di campo e il risultato già acquisito, l'arbitro non ha voluto aumentare il minutaggio dedicato al recupero intanto palla il portiere Negri Bevilacqua. Ora si imbatte in azione offensiva e di impostazione, Eichner perde palla, ancora il St. Georgen, riparte velocemente il Levico Terme con le proprie riserve, Levico Terme in area, ancora c'è un'uscita di Negri Bevilacqua. È stata anche l'opposizione di Leo Brugger che ha rallentato l'incursione dell'attaccante del Levico Terme. Non c'è più partita, ormai si attende solamente il triplice fischio dell'arbitro, ma devono ancora scorrere più di 60 secondi. Contatto rude, resta a terra un giocatore del St. Georgen.
di Frader. Riparte il Levico, mentre in questo momento tocca il terzo minuto di recupero e Leo Brugger da 50 metri mette a sedere Cetrangolo che perde l'imbattibilità. Brutta sorpresa per Cetrangolo con il St. Georgen che si porta a casa il gol della bandiera al triplice fischio di Livigni di Palermo. Levico Terme 4, St. Georgen 1 con la giocata, bella giocata balistica di Leo Brugger, un gran sinistro a scavalcare il lungo Cetrangolo che ha subito la rete proprio allo scadere del terzo minuto concesso al recupero di questa partita clou dell'Oberliga del Trentino Alto Adige. Questo è tutto con le immagini sul fischietto palermitano. Livigni, ci congediamo dal comunale di Levico, arrivederci alle prossime partite.